Fra le pene umane, la più dolorosa è quella di prevedere molte cose e di non poterci fare nulla. La frase, attribuita a Erodoto, è stata scritta oltre 2400 anni fa. Oggi, rispetto ad allora, l'umanità dispone di uno spettro ben più ampio di conoscenze, strumenti e tecnologie, in grado di trasformare una previsione in un elemento di salvaguardia. Già da tempo la Regione Veneto ha attivato il Centro Funzionale Decentrato, struttura che ha il compito di monitorare le condizioni atmosferiche, le portate dei corpi idrici e i dati pluviometrici e conseguentemente valutare gli effetti che possono avere sul territorio, così da predisporre l'eventuale allerta meteorologica nel caso si prevedano condizioni in grado di mettere alla prova la tenuta del sistema. Partendo dai dati forniti dalle previsioni del servizio meteorologico di ARPAV, che dalle sue sedi di Teolo e Arab emette diversi bollettini previsionali quotidiani, anche distinti per aree, il CFD, punto di sintesi tra le strutture regionali di Protezione Civile e Difesa del Suolo e ARPAV, ogni giorno elabora il bollettino con la valutazione del rischio idraulico e idrogeologico. L'analisi viene riassunta in una tabella con varie caselle, che in base al colore rappresentano il livello di criticità prevista. Verde, giallo, arancione, rosso. 4 colori che orientano il lavoro della protezione civile e forniscono una indicazione importante ai cittadini. Il 27 ottobre 2018, all'inizio di quelli che saranno a lungo ricordati come i giorni di Vaia, la tabella che disegna la prospettiva futura comincia a tingersi di rosso. Le previsioni del 29 ottobre illustrano un Veneto completamente rosso. All'arrivo della tempesta si capirà che non si tratta di una esagerazione. Alla base delle indicazioni fornite ci sono dati e modelli matematici previsionali, in cui l'ultima parola spetta comunque all'essere umano. Già dall'inizio della settimana i modelli meteorologici davano indicazioni di un possibile evento eccezionale, via via confermate man mano che ci si avvicinava al fine settimana. Le carte che noi meteorologi avevamo sotto mano non le avevamo mai viste prima. L'evento Vaia si è caratterizzato per la combinazione di 2 aspetti. Da un lato una perturbazione tipicamente autunnale con un forte vento di scirocco, dall'altro caratteri più estivi associati al passaggio di un sistema frontale nella seconda parte di lunedì con temporali anche forti. L'azione combinata di acqua e vento crea danni consistenti. Gli apporti pluviometrici sono, come previsto, impressionanti. Per diverse stazioni del Bellunese i quantitativi registrati costituiscono record assoluti. La montagna è indubbiamente la più colpita, tanto che la stazione di rilevamento di Soffranco, con oltre 667 mm d'acqua caduti in 3 giorni e 716 nell'intero evento, ha superato il Cansiglio, dove nel novembre del 1966 ne furono registrati 608. Le portate del Piave sono in continua crescita e il colmo di piena lo si attende a Pederobba. Con 2400 metri cubi al secondo, il rischio sono i sormonti arginali a valle del ponte di Eraclea. Una forza distruttrice nel frattempo rada al suolo intere porzioni di bosco e scoperchia i tetti di molte abitazioni. Il vento. I temporali, anche forti, possono avere tra i loro effetti anche quello di generare delle raffiche molto intense. Questo perché all'interno della cella temporalesca vi è una corrente discendente che poi quando arriva al suolo diverge con violenza. Gli eventi di quei giorni condizioneranno gli equilibri idrogeologici per anni. Altre ondate di maltempo meno imponenti, ma comunque in grado di fare danni, allungheranno la lista degli interventi di ripristino da effettuare. Tolti alcuni limitati casi, purtroppo dolorosi, collegati alla fatalità, il lavoro svolto alla base è riuscito comunque a preservare il bene più prezioso e irrecuperabile:
la vita umana. Ci sono delle opere che hanno lo scopo di assorbire l'energia d'urto che arriva dagli eventi meteo. Una briglia ha lo scopo di trattenere il materiale solido a monte dell'abitato, quindi per preservare le abitazioni che stanno appena sotto. È chiaro che tutto il materiale che gli arriva addosso trasporta dell'energia e questa viene dissipata appunto dall'opera della briglia, che a volte, in alcuni casi con vaia, è addirittura esplosa, ma esplodendo fa lo stesso effetto che fa il casco del motociclista, che assorbe l'energia quando si cade per terra affinché si rompa il casco e non la testa.